Siamo a Zerfaliu, oggi è il 21 settembre del 2007, nella chiesa della Santissima Trasfigurazione. Siamo davanti alla statua di Padre Pio perché iniziano oggi i festeggiamenti solenni organizzati dalla classe 1967. Qui davanti a noi in chiesa abbiamo una rappresentanza qualificata con la Presidente, il Vicepresidente e i collaboratori più vicini. Abbiamo pregato in questi giorni scorsi con la novena molto partecipata e fra poco procederemo alla benedizione degli allori che saranno poi sistemati nelle case, nelle vie del paese. Oltre i quarantenni collaborano per questa bella circostanza anche altri baldi giovanotti, 40,00, e non diciamo fino a quando si arriva, comunque sono abbastanza efficienti. Abbiamo anche l'onore di una rappresentanza ufficiale delle forze dell'ordine, signor Piras, che è il vigile, oltre che vigile, anche impegnato nelle attività culturali del paese. Adesso procediamo alla benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benediciamo unanimi il Signore nostro Dio per la rugiada del cielo e la fertilità della terra. Il Signore ha creato la terra e ha affidato all'uomo le sue risorse perché con il lavoro delle sue mani e con il suo ingegno ne tragga alimento per sé e per i propri figli. Rendiamo grazie per l'abbondanza di questi doni ed impariamo, secondo il monito evangelico, a cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia. Tutto il resto ci sarà dato in aggiunta. Fratelli e sorelle, Dio creatore e Padre abbraccia con la sua provvidenza tutti i suoi figli, li nutre e con la sua benedizione dà fecondità al campo, perché producano frutti e l'uomo ne tragga alimento. Rivolgiamoci a Lui con filiale fiducia per l'intercessione di San Pio da Pietrelcina. Diciamo insieme: benedici il nostro lavoro. Benedici il nostro lavoro. O divino seminatore, fa che ci hai scelto come tuo campo, che siamo sempre fedeli al tuo amore, aderendo in tutto alla tua volontà. Benedici il nostro lavoro. Padrone dell'evangelica vigna che ci ha inseriti come tralci in Cristo vera vita, fa che rimanendo uniti a Lui portiamo molto frutto. Benedici il nostro lavoro. Signore delle messi, che moltiplichi il piccolo frumento da cui proviene il cibo quotidiano e il pane eucaristico, dona il sole e la pioggia per l'abbondanza del raccolto. Benedici il nostro lavoro. Dio del cielo che nutri gli uccelli dell'aria e vesti i giri del campo, illumina la nostra fatica quotidiana, perché nella prospettiva del tuo regno edifichiamo la giustizia e la solidarietà fraterna. Benedici il nostro lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E adesso usciamo fuori a benedire i rami d'alloro che rappresentano simbolicamente tutti i frutti della terra. Emana in questa pianta un bellissimo profumo e quindi la benedizione è anche un augurio per tutti voi che partecipate a questa celebrazione, per chi organizza la festa, per il paese intero, affinché non venga mai a mancare la gioia di poter contare sugli alimenti, i frutti della terra profumati che ci donano la vita e ci consentono di vivere serenamente in questi giorni.
Procediamo. Preghiamo. O Dio creatore e Padre, tu alle origini del mondo hai stabilito che la terra produca germogli e frutti di ogni genere, il seme per i campi e il pane per la mensa. Fa che le nostre campagne, allietate da un abbondante raccolto, frutto della nostra fatica e dono della tua benedizione, possano contribuire al benessere comune. A te onore e gloria nei secoli dei secoli, per Cristo nostro Signore. Amen. Dio, fonte di ogni bene, vi assista e vi protegga con la sua santa benedizione e renda fecondo il vostro lavoro.